Di oggi è una giornata storica perché rendiamo alla cittadinanza di Mareno quest'opera davvero importante. È stata una scommessa che vale per il futuro, perché questa amministrazione ha creduto fermamente nel dover realizzare delle strutture a norma, delle strutture sicure che servano per la crescita dei nostri cittadini, per la crescita del domani di Mareno. Questa scuola è già stata dimensionata con 21 aule, una mensa per 240 posti e una bella palestra, è stata dimensionata per il futuro di Mareno. Qui dentro già da gennaio verranno 300 bambini che corrispondono alle scuole elementari che ora sono a fianco al municipio. In un secondo momento arriveranno anche le attuali scuole di Campagnola. La scuola appunto è già dimensionata. Per quanto riguarda l'investimento totale per la realizzazione di questa scuola è di circa 4.800.000 euro. Al quale vanno sommati poi tutti gli interventi di adeguamento sismico ed energetico che sono stati fatti sull'attigua scuola media, per arrivare a un totale di quasi 9 milioni di euro che sono stati investiti in questi 5 anni di mia amministrazione. È una cosa per la quale appositamente il prefetto Lega ha voluto che io fossi qui, non essendo lei oggi presente, e per noi è motivo di particolare importanza, attenzione per la comunità locale e anche oltre. Opere di questo genere sono un segno importante di speranza per il futuro e siamo qui a applaudire a quello che ha fatto l'amministrazione comunale, perché è veramente una cosa importante. Questa non è di competenza strettamente della provincia, però chiaro, la provincia di Treviso ha 400.000 metri quadrati scuole medie e superiori da gestire, quindi da sempre è stata impegnata in questo fronte, anche se i tagli degli ultimi anni non hanno consentito e non stanno consentendo di fare il proprio ruolo. Questo è evidente perché a fronte appunto di 400.000 metri quadrati di scuole da gestire non abbiamo un euro di investimento per il momento. Arriveranno nel giro di 4 anni 11 milioni che abbiamo avuto dal governo perché abbiamo tanti progetti pronti, però rispetto ai 15-20 milioni che normalmente la provincia spendeva di propri è chiaro che siamo in deficit. È fondamentale, a me piace ricordare che la scuola è fatta soprattutto di persone, nella scuola entrano bambini, ragazzi che noi abbiamo il compito di accompagnare nella loro formazione, ma poi ci sono gli insegnanti, i genitori, il personale ATA, la scuola si apre al territorio, incontra altre persone, le associazioni, l'amministrazione comunale ed è dal connubio di tutte queste forze che deriva la qualità della scuola, però è anche vero che lavorare, studiare in una struttura adeguata, confortevole, sicura, accogliente fa sicuramente la differenza. Sì, abbiamo bisogno di strutture anche belle da vedere, perché questo crea benessere e ci fa star meglio, vivere meglio il ruolo come studenti e anche come lavoratori.